telefonata del professor Tosi mi è arrivata poi successivamente, quando sapevo già tutto. Io ho saputo che c'era un'indagine relativa al nostro docente, poi ho letto il nome di Tosi e poi oggi Tosi mi ha telefonato per confermarmi che aveva ricevuto la notifica di interdizione. E cosa ha pensato, professore, in qualità di rettore? Ma ho pensato che è un'indagine, e come ce ne sono molte. Se i fatti sono veri, sono gravi. Ho notato da quello che leggo, perché non ho letto i capi di imputazione, come dico, non ci sono stati notificati, che ci sono posizioni diverse, con gradi di gravità diversa. Attendo di conoscerli, sono chiaramente a stigmatizzare se i profili sono quelli ipotizzati, ma attendiamo di che siano consolidate le indagini e si formi un giudizio, come è normale che debba essere. Abbiamo provveduto a sostituirlo. Così il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, si smarca in merito alle accuse mosse dalla Procura di Firenze sulle raccomandazioni universitarie in cambio di cattedre, con il coinvolgimento del professore dello stesso Ateneo veneziano Loris Tosi, sospeso per 1 anno dal servizio e già sostituito. Queste procedure riguardano fatti che non sono riferiti ai concorsi svolti in passato in essere a Ca' Foscari,